faccio venire qua l'autore del corto, però restate tutti e due. Salvatore Architavo, ve lo ripeto. Date una sedia, aggiungiamo una sedia. Eh sì, questa è la fisarmonica rappresenta la fisarmonica del papà, perché papà ne ha avute tante di fisarmoniche, vero? Sì, ci arrivo col filo. Perché io ve lo passo, adesso io il microfono lo voglio passare a Salvatore, perché Salvatore, come dicevo prima, è colui che ha realizzato questo cortometraggio sulle Giacomo Millet, si è documentato un po' in giro e poi è andato direttamente alla fonte. Io volevo sapere come mai, Salvatore, ti sei ispirato nel tuo lavoro, nella tua opera. So che hai fatto tante altre cose, non ti sei fermato solo a questo, però come mai ti ha appassionato tanto questo artista giulianese, tu sei di Giuliano, vero? E quindi per quale motivo proprio a lui ti sei approcciato e che cosa... ecco, ne arriva un altro. E che cosa ti lascia anche l'aver lavorato con questo personaggio? Allora, innanzitutto buonasera a voi, buonasera all'assessore rappresentante del primo cittadino di Giuliano. Non fa niente, tutto parte della diretta. Allora, una cosa fondamentale, non solo di Giuliano, ma penso di tutte le città, è la memoria. Noi qui a un centinaio di metri abbiamo una testimonianza che è Basile, che ha lasciato nel mondo dal 600 fino ad oggi, caposo l'hanno rubato proprio tutti quanti, i fratelli Grimm, la Disney, un po' tutto, delle opere nella fantasia. Dobbiamo ricordare che quando vediamo Il gatto con gli stivali, La bella addormentata nel bosco, Cenerentola già era una fiaba egiziana, però quando vediamo questi personaggi, queste fiabe, dobbiamo ricordarci che fanno parte dell'Ucunto dei Punti, quindi è roba nostra. Però dobbiamo rispettarlo un po' questa memoria, perché noi abbiamo un brutto difetto come popolo: creiamo arte, però la lasciamo un pochino andare. E questo è quello che ho cercato sempre di evitare attraverso i miei lavori. Nel corso della mia breve carriera di 10 anni mi sono occupato un pochino di vari personaggi del teatro, della musica e della cultura napoletana. In questo caso, da figlio di Giuliano, ho voluto dedicare un lavoro ad un personaggio che ha dato tanto. Mi permetto di paragonarlo a Basile, perché la sua Trapanarella è immortale, perché resterà per sempre. Però dobbiamo ricordarci sempre la paternità, perché molte volte purtroppo questo personaggio non è tanto rispettato nella memoria, perché dobbiamo il grande lavoro di riscoperta di grandi maestri come Roberto De Simone e chiunque ha trattato il repertorio di Eugenio Praiola alias Cucciarello e Eugenio Ghellei. Però dobbiamo, secondo me, dare un pochino di più a questo personaggio che ha dato tanto, che è un figlio, è una bella pagina del nostro territorio. E io 10 anni fa mi è venuto in mente, attraverso i racconti, perché voi siete testimonianza di chi ha visto Eugenio Ghellei, quindi già purtroppo io non ci rientro con l'età, perché Praiola è finito nell'89, io sono nato nell'88, però non ha già dei capiti. Quindi 10 anni fa è nata questa idea di dedicare un lavoro ad Eugenio Praiola, però cercavo una testimonianza fedele a questo personaggio e ho avuto la fortuna dopo 10 anni di incontrare e lavorare con Antonio, il figlio. Quindi diciamo che il lavoro principalmente nasce da questa fortuna di questa unione, perché
io non ho fatto altro che registrare una testimonianza diretta di questo grande personaggio e di portarla in questo piccolo lavoro che adesso verrà mostrato. Quindi io ringrazio sempre la famiglia Praiola per avermi dato questa possibilità. È un grande onore aver avuto la possibilità di poter dare un piccolo contributo per portare avanti quest'anno, che sono 35 anni della scomparsa, ancora un po' la memoria di Praiola, che attraverso il video può arrivare pure alle nuove generazioni. E speriamo che fanno anche cose migliori rispetto a questo lavoro. Posso permettermi, adesso che ho un rappresentante delle istituzioni, non lo facevo malanima, siccome oggi a Napoli per esempio è stata intitolata, dopo 120 anni della morte, una strada a Vincenzo Russo, il poeta di Maria Maria e tante altre opere, Benevento l'ha fatto prima di Napoli, possiamo dedicare un qualcosa a 35 anni dalla scomparsa a Praiola, perché penso che tutti devono ricordare questa maschera itinerante nata a Giuliano. Vediamo un po' lì. Questa via va bene. Vico Montone numero 12. Adesso è tutto descritto. C'è una commissione dopo. Sì, lo so. Dopo 10 anni, se non erro, quindi possiamo pure abbondantemente in là. Vediamo un pochino. Io mi sono buttato io, diciamo. Piglieva, non ti preoccupare. Per la verità, tu ci hai anticipato. Ah, sa Marò, benissimo. Quindi allora ho rotto una sorpresa. Scusatemi. Perfetto, allora io direi di cominciare, ci godiamo questo corto. Per me è un'idea. Ditemi. Buonasera a tutti. Non ti preoccupare. Porto i saluti del sindaco, che purtroppo per una piccola indisposizione non è stato presente tra di voi, ma per mia fortuna sono stato delegato con il piacere di incontrare questa bellissima platea. Faccio i complimenti agli organizzatori per lo spirito con il quale ci hanno accolti, come hanno preparato la serata, e soprattutto i complimenti vanno per la ricerca storica e la valorizzazione di questo nostro patrimonio culturale. Io conosco Eugenio per i racconti dei miei genitori, perché si racconta appunto che lui viaggiasse su questi tram, facesse le sue performance, ma il suo punto forte era quello di inventare da un momento all'altro una filastrocca delle rime, per cui chiunque aveva piacere di sentirlo dava il là con una parola e lui continuava a inventare. Sì, non era mai lo stesso. Non era mai questa è la genialità, perché poi si può stare a casa con la concentrazione, scrivere un pezzo e poi riprodurlo, ma questo è quello che fanno gli attori, dotati di normali doti. Invece qua c'era proprio l'estro e la genialità. Con riferimento alla strada, certamente la cosa verrà presa in esame, però mi era venuta un'idea. Noi a Giuliano ospiteremo una infrastruttura dell'EAB al Sud di Appia, e l'EAB, avendo chiesto a Giuliano un grosso impegno in termini di terra, di territorio eccetera, dedicherà a Giuliano un auditorium, e quindi questa sarà l'occasione buona magari per intestarlo a questo nostro personaggio. E quindi voi soprattutto mi dovete fare, sarà anche una mia missione, ma voi soprattutto mi dovete fare portatori di questa istanza, in modo tale che si potrà appunto dedicare finalmente uno spazio degno alla grandezza del personaggio. Va bene, vi auguro buona serata e sono ansioso di vedere questo lavoro. Grazie.